Dai una buona. Se mi schiaccio sempre mi piace e dopo trovo sempre il primo nome di sito, cosa che vuol dire? Questo non so. Ah, ecco, dico, ma una volta da un telo di Marco Grigio. Ma c'è un topo però? Mi piace quella su quelle chiocciole qua. Buonasera Presidente, abbiamo inizio al Consiglio Comunale. Invito il segretario comunale a fare la questione. Sindaco, Sergio Sabrina, Enrico Matteo, Guglielmini Pierino, Russo Francesco, Anselmo Luca, Pellegrini Vincenzo, Russo Alessandra, Martisano Rocco, Borgolino Fabrizio, Tonon Fabrizio, Minoi Giovanni, Zanoni Antonio, Giro Marco, Morino Alessandro, Paolo Marco, Comisso Giovanni, Presidente. Procediamo alla nomina degli scrutatori nei consiglieri Russo, Gnoia e Dorico. Prima di aprire le comunicazioni del sindaco, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, chiede un minuto di silenzio a memoria dello scomparso Mario Rossetti, conosciuto come Mugigna, persona di alto profilo della cittadinanza di Casale, impegnato nel sociale e nello sport, uomo di pesca e imprenditore, nonché ex consigliere di questo Consiglio.
molto opportunamente ha invitato il Consiglio Comunale per questo minuto di silenzio, siccome con Mario Rossetti abbiamo avuto modo di da posizioni diverse, ma di percorrere quasi 4 anni e mezzo assieme di questo Consiglio Comunale, e fra le sue tante iniziative era particolarmente impegnato per quello che riguarda l'ambiente, e voglio ricordare la sua funzione posta in questo Consiglio Comunale che chiamava la città di Cavo, di farsi voce in confronti di UNESCO per tutelare la Valle Vecchia come patrimonio dell'umanità, e lui era particolarmente impegnato, e lo voglio ricordare proprio nel suo ultimo Consiglio Comunale, che era l'8 aprile del 2002, quando stavamo discutendo questioni urbanistiche e lui si lavorava per questioni ambientali, citava la Romera e altre cose, lamentava che a ridosso, da lì a poco si sarebbe arrivati alle elezioni, lamentava che non c'era particolare partecipazione all'interno del Consiglio Comunale quella sera, e appunto le sue ultime parole sono queste: se questo è il modo, e credo sia appunto, fortunatamente è l'ultimo dei miei consigli, spero che nell'avvenire facciamo un'altra politica, perché non mi ritrovo più in questo sistema. E quindi lasciò il Consiglio Comunale, e queste sono state le sue ultime parole, ma ritornò con la gente, ed ebbe occasione di farsi sentire comunque in modo efficace anche nella sua vita sociale e attiva. Quindi credo che questo sia un messaggio che nell'allora 2002 caro Mario ci lasciò, dicendo che sostanzialmente si può fare della buona politica sia all'interno del Consiglio Comunale, ma ci si può impegnare anche nel ricordo. Questo è stata una lezione che fino all'altro giorno lui ci ha dato, e credo che queste parole mi erano proprio per il rapporto che avevo avuto con lui in Consiglio Comunale. Grazie consigliere. Apriamo i lavori del Consiglio con le comunicazioni del sindaco. Prego sindaco. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Solo una comunicazione. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 77 del 25 novembre 2014, il Comune di Caore ha approvato il protocollo d'intesa avente ad oggetto l'istituzione dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata DMO Caore. Questo protocollo è stato sottoscritto in data 12 dicembre 2014. In data 16 dicembre 2014 il Comune di Caore ha presentato alla Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013 numero 11 e della deliberazione di Giunta regionale numero 2286 del 10 dicembre 2013, formale istanza per il riconoscimento dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata DMO Caore. Con deliberazione numero 52 del 20 gennaio 2015, la Giunta regionale del Veneto ha dato il richiesto riconoscimento accertando l'esistenza di tutti i requisiti previsti, in particolare della compresenza dei soggetti pubblici e privati, del superamento delle presenze previste per il sistema territoriale mare e spiagge, della presa in carico della gestione delle attività di informazione e accoglienza in coerenza con le finalità previste dalla legge regionale 11 del 2013 e della citata delibera di Giunta regionale, della rappresentatività e proporzionalità dell'offerta turistica nel sistema turistico mare e spiagge, in quanto i componenti dell'OGD sono rappresentati dal Comune di Caore e dalle associazioni di categoria operativa nel settore medesimo. È in corso la convocazione dell'OGD per l'approvazione del regolamento di funzionamento e le linee di indirizzo. Grazie Sindaco. Ci sono delle interpellanze? Prego capogruppo Stefano. Grazie Presidente. Grazie Presidente.
Sì, le faccio due interpellanze, le leggo oralmente, tanto viene tutto registrato. Sono due interpellanze che chiediamo risposta al prossimo Consiglio. La prima, e questo lo facciamo sempre nell'ottica di collaborare soprattutto col Sindaco ma anche con la città di Caorle e dare risposte ai cittadini di Caorle. Chiediamo per l'ennesima e ultima volta che il Sindaco risponda a questo Consiglio se ha ricevuto un avviso di garanzia sì o no. Non entriamo in merito a nessuna questione dell'indagine perché non sono cose nostre, ma questo ci servirà per soprattutto aiutare lo stesso Sindaco se un domani dovrà anche difendersi di fronte alla magistratura. La seconda invece è per quanto riguarda avviso pubblico. Quanto apparso dalla stampa, Caorle sembra sia stata intromessa da questo organo che è fondamentale, ma è fondamentale soprattutto per quello che era nell'ottica riportata dal capogruppo Marchesan quando avete fatto l'accordo con la nuova amministrazione, con i nuovi membri dell'amministrazione che stasera non vedo presenti. E questo chiediamo, il Comune di Caorle è ancora inserito in avviso pubblico o è stato estromesso? Sappiamo che c'è stato un ricorso da parte del Sindaco ai provvedimenti, volevamo sapere in merito a questa questione come sta andando la cosa. Grazie. Grazie capogruppo. Ci sono altre interpellanze? Prego, capogruppo Guini. Grazie Presidente, buonasera. Interpellanza avente ad oggetto il seguente quesito. Questa amministrazione vuole o fa finta di volere il traghetto ciclopedonale per collegare Caorle a Valle Vecchia? Permesso che a giugno 2013 la lista civica Alessandro Borina aveva proposto l'istituzione di un collegamento con servizio per via navigabile ad uso ciclopedonale tra Caorle e capoluogo per le zone di Valle Vecchia e Brussa. Dopo un intenso dibattito la questione e la proposta è stata ritirata pure a novembre 2013, invitando il Sindaco e la Giunta Comunale a promuovere e intraprendere nei tempi più rapidi e per l'avvio delle necessarie eventuali conferenze di servizi con tutti gli enti coinvolti un'azione politica amministrativa reale e concreta atta a istituire un collegamento per via navigabile con servizio di traghetto ad uso ciclopedonale tra Caorle e capoluogo Falconera e le zone di Valle Vecchia e di Brussa e le sue diramazioni valdive, comprendendo laddove possibile pure il passaggio del canale Seta tra la sponda Palangon, isola dei pescatori, e la sponda nord del fiume Lemene in collegamento con la frazione di San Gaetano. Ritenuto che le linee programmatiche relative alle azioni dei progetti da realizzare nel corso del mandato di questa amministrazione, contenute nell'allegato alla cosiddetta mozione Marchesana deliberato in Consiglio Comunale il 23/12/2013, da ultimo anche in Consiglio Comunale del giorno 11/2/2014, prevedono espressamente il traghetto ciclopedonale Falconera, San Gaetano, Valle Vecchia e Giro Laguna Caorle, al fine di consentire di fatto l'attuazione delle suddette linee programmatiche, si rende opportuno approvare quanto prima gli atti che consentono l'istituzione del suddetto collegamento, tanto più che la limitrofa e concorrente località turistica di San Michele e Tagliamento di Bione è già dotata di un collegamento addirittura stabile con un ponte, sale da offrire accesso alla nostra Valle Vecchia ai turisti di altre località balneari, mentre i nostri turisti sono tutta la costruita di un lungo e assoluto tragitto automobilistico di circa 40 minuti. Alla luce di un tanto si chiede all'amministrazione comunale se è stato fatto qualcosa in questa direzione e nel caso positivo quali atti amministrativi sono stati adottati, tenuto conto che ormai da allora è trascorso oltre un anno. Si chiede risposta scritta. Seconda interrogazione, avente ad oggetto ritorna la minaccia del villaggio turistico di Brussa a ridosso di Valle Vecchia. Sia salvaguardato il patrimonio ambientale di Valle Vecchia e sia garantita la massima informazione e trasparenza. Il tanto contestato villaggio turistico di Brussa a ridosso di Valle Vecchia torna alla ribalta. Ci giunge infatti notizia di un nuovo progetto che sarebbe attualmente all'esame della maggioranza. Dopo le manifestazioni di cittadini, associazioni e comitati, le raccolte di firme, l'intervento di Lega Ambiente e di Goletta Verde, il villaggio turistico della Brussa, che in patto adottato dimensionava in 6.750 turisti teorici, venne in fase di approvazione dello stesso PAT temporaneamente congelato attraverso il rinvio del suo dimensionamento a successivi accordi. Il sindaco Strivoli, in un comunicato del 10 maggio 2013,
all'atto della firma insieme all'assessore provinciale Dalla Torre del verbale tecnico sul patto, dichiarava: avremmo voluto che le previsioni dello strumento urbanistico rimanessero inalterate. Abbiamo comunque preso atto della volontà della provincia di rinviare il dimensionamento del campeggio di Brussa ad un successivo accordo procedimentale. Oggi, come era purtroppo prevedibile, i proponenti del villaggio turistico ritornano alla carica. Gli interessi economici sono fortissimi, considerata la presenza della spiaggia di Valle Vecchia, un vero e proprio Eldorado per gli speculatori, che da decenni provano a sfondare su quel fronte. Si chiede innanzitutto che ogni ipotesi progettuale sia valutata in funzione degli impatti che possono derivarne sul patrimonio ambientale di Valle Vecchia, tutelato dalle direttive europee Habitat e Ocelli in quanto sito Natura 2000. Si chiede inoltre che, nel rispetto dei cittadini che in più occasioni hanno dimostrato grande attenzione verso i destini di Valle Vecchia e territori limitrofi, qualsiasi proposta relativa a insediamenti turistici in Brussa sia valutata alla luce del sole con la massima trasparenza e informazione verso il pubblico. Si chiede infine di avere copia dell'ipotesi progettuale all'esame della maggioranza e che sul tema sia attivato un percorso di informazione e partecipazione che veda il coinvolgimento del Consiglio Comunale e della cittadinanza. Grazie consigliere Paolo. Ci sono altre interpellanze? Prego consigliere. Anche un'interrogazione solo orale, ci riserviamo comunque di depositare un testo scritto al protocollo nei prossimi giorni. Richiamandomi all'interrogazione posta dal capogruppo Sabrina Teso, anche noi abbiamo interesse di conoscere l'esito del ricorso presentato dal sindaco Friuli al collegio di provvidi dell'associazione Avviso Pubblico, perché anche a noi risulta che questo ricorso sia stato rigettato e chiediamo quindi di sapere come intenda l'amministrazione comunale recuperare sul piano dell'immagine ma anche e soprattutto sul piano della sostanza l'impegno nel contrasto alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, in quanto se siamo rimasti esclusi da un'associazione così importante e così qualificata a livello nazionale, proprio un'associazione che mette insieme tutti gli enti locali che si impegnano, in alcuni casi anche con testimonianze da parte di amministratori a rischio e a repentaglio della propria vita, che si impegnano nel contrasto delle mafie, significa che forse abbiamo qualche motivo di grande preoccupazione, perché significa che quelli che sono paventati come rischi di infiltrazione o di insediamento mafioso nel nostro territorio o nelle nostre amministrazioni pubbliche è qualcosa di più che un rischio ed è un pensiero che forse è arrivato anche a interessare i componenti dell'associazione Avviso Pubblico. Quindi vorremmo che su questo si aprisse un dibattito e ci venissero fornite delle spiegazioni molto chiare. Grazie. Grazie consigliere. Se non ci sono altre interpellanze, diamo risposta alle interpellanze che risultano ancora prive di risposta. Noi per il bene di Caure, l'interpellanza Marina Verde, relazione assessore Commisso. Buonasera, riprendo la discussione che era stata interrotta qualche mese fa per un'interpellanza che noi, presidenti della nostra città, aveva rivolto al sottoscritto per la questione di Marina Verde. Io rileggo l'interpellanza anche per fare un po' di memoria di magari non si ricordasse bene. Il gruppo Noi per il bene della nostra città chiede che l'assessore Commisso relazioni su a che titolo permane ancora in piazzale Colombo il manufatto Fronte Mare adibito a pubblicità delle unità immobiliari di proprietà Marina Verde.
Chiediamo inoltre tempi e modalità per quanto concerne la realizzazione di parcheggi interrati, di fornire copia di cronoprogramma dettagliato a tutti i consiglieri. Inoltre chiediamo se è volontà del Comune resistere in giudizio e chi è l'avvocato che seguirà l'ente comunale visto che la società Marina Verde ha fatto caso al Comune di Caore. Firmato Celso Salugna. Ora, a questa interpellanza era stato risposto così. In risposta alla vostra interpellanza consigliare, in ordine al cantiere Marina Verde si riferisce che per quanto concerne il manufatto Frontemare trattasi di un prefabbricato mobile e provvisorio per un ufficio di cantiere con al suo interno una mostra legata all'attività di cantiere e alla promozione dell'obiettivo del cantiere stesso. Nessun titolo edilizio è necessario in quanto il manufatto è posto all'interno e quella trovata del cantiere stesso e in forza agli articoli 10 e 20 del regolamento edilizio in quanto trattasi di opera non soggetta a denuncia di inizio attività o permesso di costruire all'articolo 20. Per quanto concerne i tempi e le modalità di costruzione del parcheggio, si riferisce che con atto del dirigente settore urbanistica e edilizia privata del 23 novembre 2013, numero 30-214, è stata concessa una proroga a tutto il 13-3-2014 a causa della sospensione cantiere per i periodi estivi. Successivamente, con nota del 6 novembre 2013, la società Marina Verde ha comunicato di avvalersi del comma 3 bis del decreto legge 69/2013, il cosiddetto decreto del fare, quindi spostando il termine dei lavori opere legis di anni 3. In questo periodo la società dovrà completare le opere previste dal TUA. In ordine alla volontà del Comune di resistere in giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Pordenone nella causa promossa da Marina Verde, si informa che con un atto 66 del 3 aprile 2014 la Giunta Comunale si è costituita in giudizio demandando al dirigente competente di affidare l'incarico difensivo. Un atto del segretario generale del 7 maggio 2014 è stato conferito l'incarico allo studio legale avvocato Nicola Salvatore di Caore. Questa è la risposta che era stata data, se si ricorda, al gruppo, credo fosse il 25 settembre. Io trovo scritto poi sul giornale un articolo della Nuova Venezia del 20 ottobre, quando lei vuole fare intervenire il prefetto, fino per l'energia, eccetera, eccetera, dice che l'amministrazione non le ha risposto a questi quesiti: a che titolo permane ancora il piazzale il computare Colombo non fatto per Frontemare di Piccola, e questo abbiamo risposto. Quali sono i tempi e le modalità previste per la realizzazione dei parcheggi interrati, che abbiamo risposto. Chi è l'avvocato che seguirà la causa mostra Marina Verde, che abbiamo risposto. Allora non si capisce che cosa, glielo dico io, secondo me lei non ha riletto la sua interpellanza, magari non ha riletto perché qualcuno l'ha accettata, e quindi io leggo, e io volevo dire anche alla volta che mi dispiace entrare in polemica, poi è il suo campo preferito per cui mi sono trattenuto un po'. Lei vorrebbe che l'assessore fornisca copia di cronoprogramma dettagliato a tutti i consiglieri. Questa non è neanche una richiesta dati, a dire il vero, perché non è possibile. Lei così avrebbe trovato il modo perpetuo per bloccare tutte le amministrazioni. Se lei obbligasse tutti i consiglieri, tutti gli assessori a fare tutte le fotocopie di chissà che cosa e dare a tutti i consiglieri, non esiste. Non esiste, semplicemente è una richiesta non valida e io non ne volevo rispondere in questi termini, ma siccome ha dichiarato, non ha smentito il falso riportato sull'articolo, perché l'articolo è falso, chiaramente, vado a vedere le registrazioni, ho letto le stesse cose che ho letto la volta scorsa, quindi sono sempre delle queste, lei tanti anni che qua prima di noi, non so se è il terzo o il quarto mandato, vabbè, non credo, vabbè, come dovrebbe sapere, pur avendo fatto anche l'amministratrice, che una richiesta dati non si fa in questo modo qua. Non si chiede all'assessore di fare le fotocopie. Grazie. Prego, Capogruppo. Evidentemente grazie Assessore Commisso per la sua risposta, e comunque lei si è limitato come sempre a leggere solo la pagina 12 del verbale. Vede, cerca la polemica è lei, perché se si fa la copia del verbale e comunque si può vedere dai video o da internet, le cose sono andate un po' in modo diverso. Lei quella volta disse anche: mi sta mettendo in difficoltà, capisco la sua difficoltà, perché vede, io chiedo le fotocopie a lei, mentre lei all'epoca, quando ero seduto di qua, andava a scrivere alla procura la copia di copia e quant'altro, ma non entriamo in cose vecchie che non serve a niente.
Allora, lei questa sera addirittura si appella all'articolo di giornale, ma strano allora, perché vede anche lei quando fa gli articoli stampa, qualche refuso stampa, basta vedere cosa aveva dichiarato che finanziava con gli organi di urbanizzazione, ma non entriamo neanche in questa polemica. Andiamo all'interpellanza. E quella volta, Presidente, se non vado errata, l'interpellanza era stata sospesa perché era scaduto il termine, vero sì o no? Lo ha dichiarato anche il Presidente. E poi, Assessore, si ricorda anche in capigruppo, la polemica è uscita perché una volta nei consigli straordinari si cacciano dentro le interpellanze, le risposte alle interpellanze, una volta no. La polemica è nata tutto da questo, non da quello che sta raccontando lei, perché comunque gli atti parlano chiaro. Allora io capisco che lei ha avuto anche 8 mesi di tempo per prepararsi, ben venga, evidentemente ha avuto il tempo di imparare a memoria, ha letto il verbale, mi fa piacere. Lei mi ha dato risposte e se continua poi a leggere anche a pagina 13, 14 e 15 del verbale troverà le varie volte risposte tra me e lei per la discussione, anche del fatto che lei non era in grado di rispondere perché non so se era preso da altro. Comunque, lasciando perdere tutto questo perché possiamo confrontarci quando vuole, io non cerco la polemica, sto solo cercando di aiutarla perché ha fatto pessima figura anche stasera. Torniamo all'interpellanza. Allora, l'interpellanza è stata fatta per chiedere determinate cose. Io le ho anche chiesto nel famoso consiglio del 25 settembre, e andiamo indietro, un cronoprogramma, come dice lei, per sapere, perché il decreto del fare, lei mi ha dato una scadenza, se la ricorda, la scadenza che mi ha dato, Assessore? 2016. Che anno siamo adesso? 2015, va bene. Bene, allora vada pure se deve andare a Fioretto Vara. Comunque, 2015 adesso, allora c'è un anno al 2016, 2 anni perché c'è tutto l'anno 2015 e poi scade nel 2016. Io credo che lei, in qualità di assessore ai lavori pubblici, anche se secondo me possiamo dare un'altra delega perché a lei veniva meglio, secondo me in 2 anni le ho chiesto, era questo perché il cronoprogramma, la richiesta era fatta in questo modo. Secondo lei in 2 anni, io mi auspico anche per l'imprenditore stesso, per la società, perché alla fine tutti abbiamo bisogno di lavorare e avranno anche da rispondere a debiti e quant'altro, giustamente devono portare a termine l'impegno. In 2 anni c'è da fare un bando, ci saranno dei progetti, questo era l'intento del cronoprogramma, no che lei adesso voglia far passare gli altri per quelli che sbagliano tutto, perché torno a dire, la tiro giù in 2 secondi. Allora, lei in qualità di assessore ai lavori pubblici ha avuto contatti con la società per avere garanzia sulla realizzazione dell'opera, visto che mancano 2 anni? Si è interessato sempre in qualità di assessore? Non le sto chiedendo fotocopie, non le sto chiedendo fotocopie, perché magari le vengono anche bene le fotocopie. Le fate altre volte, si ricorda che gliel'ho già detto. Comunque, torno a dire, ha avuto incontri con la società, si sta attivando, possiamo stare tranquilli, lei mi dice che nel 2016 avremo l'opera ultimata, assessore, perché sa, c'è anche ci sono dei bandi da fare, avete visto i progetti, questo le ho chiesto, ma lei evidentemente, guardi, preferisco a questo punto parlare al sindaco che magari sta dando più risposte perché effettivamente è l'unico che deve sulla baracca. Grazie capogruppo. Un attimo, c'è un'altra. Se mi risponde? Se vuole rispondermi alle domande, bene, se invece l'assessore considera che alle mie domande è stata data risposta. Non vorrei dare risposta. Prego. Non vorrei continuare perché vedo che lei poi spazia in maniera. Spazio. Ma sì, considerano le denunce che ho fatto io ho fatto denunze contro i fatti e non ho io mi sono attenuto a quanto lei ha scritto sulla sua delibera, sulla sua interpellanza, mi scusi adesso tanto. Vabbè, la sua interpellanza parla chiaro, voleva che io facessi, vuole che sia fotocopia, questo non l'ho fatto, semplicemente le ho risposte che mi ha chiesto. Allora, mi risponda alle domande. Non rispondo a niente, faccio un'altra interpellanza e ne risponderò. No, lei, scusi Presidente, ma allora, Assessore, ma lei non sa neanche rispondere stasera? Cioè, guardi che veramente lei riveste un ruolo
mi scusi, lei è l'assessore dei lavori pubblici, lei deve rispondermi alle domande, che sono domande semplicissime. Le ho chiesto, secondo lei i lavori verranno ultimati? Ci dà questa garanzia? Secondo me sì. Perfetto, 2016 ha già attivato, sono già attivati gli uffici per i bandi? Stanno già scavando. Scusi Presidente, però un po' di rispetto, no, perché guardi, l'assessore commisso che fa tanto, perché evidentemente, torno a dire, basta fargli 2 domande per capire, torno a dire, preferisco veramente neanche più parlare con l'assessore perché evidentemente non ha competenza in questa materia, riformulerò l'interpellanza al sindaco che almeno ci dà delle risposte chiare. Grazie Assessore. Grazie. Prego, consigliere Duo. Siccome si sta parlando di date, volevo che mi precisasse, io non ho capito probabilmente bene. Assessore, lei diceva che successivamente, per il decreto del FAS, dovrebbe essere stato maggio del 14, agosto, c'è una richiesta da quella data di terminare i lavori da quella data dopo 3 anni, perché all'inizio deve il 2017, non il 2016. Quindi è il 2017 il termine ultimo. Il decreto da fare è del 2013. Ok, grazie. Passiamo al prossimo punto. Sempre noi bene della nostra città, conoscenza dello stato dell'attività amministrativa in virtù del nuovo patto di governo. Relaziona l'assessore Giro. Prego Assessore. Grazie Presidente, buonasera. In riferimento alla vostra interpellanza del 25 settembre 2014, inerente allo stato dell'attività amministrativa in virtù del nuovo patto di governo descritto nella mozione Marchesani, in particolare riferimento all'ambito sociale, si riportano di seguito le attività più significative l'assessorato ai servizi alla persona intrapreso negli ultimi 10 mesi. Partendo dall'analisi della grave situazione economica e sociale causata dalla perdurante crisi, che già avevamo avuto modo di definire strutturale e non congiunturale, descritta nella mozione Marchesani, conforta l'atteggiamento dello Stato e dei diritti superiori che lasciano alle amministrazioni comunali il compito di dare risposte ai cittadini ancorché senza strumenti e fondi adeguati. Tuttavia, l'assessorato ai servizi sociali, attraverso una nuova e costante azione di sensibilizzazione nei confronti degli enti superiori, soprattutto degli enti territoriali e le varie figure che operano nel sociale delle associazioni locali, per implementare la rete di rapporti sociali con lo scopo di avere maggiore capillarietà e di individuare tempestivamente le criticità, ha dato una serie di risposte su alcune delle tematiche più sentite, ha messo in campo una serie di iniziative i cui risultati sono attesi nel medio termine. Nota le dipendenze. Oltre ai casi di disagio psichico sempre più in aumento, è ormai assodato che in periodi di crisi sempre più persone sono vittime di dipendenze, nelle quali viene cercato sollievo con l'alternativa a una situazione di disagio economico. Il tutto aggravato dalla loro quotidianità, i cui stili di vita sono quelli di dipendenza, spesso conseguenza dell'utilizzo improprio delle nuove forme di comunicazione e dei cambiamenti imposti dalla società globalizzata. Per dare una risposta concreta a queste problematiche, in particolare le dipendenze da alcol, droga e gioco d'azzardo, l'amministrazione comunale, di concerto con i servizi di dipendenza dell'ASL numero 10, l'associazione fermo alcolici territoriali e le forze dell'ordine, ha proposto l'istituzione dell'osservatorio sulle dipendenze di Caute. Il primo passo ufficiale è stata l'approvazione del relativo progetto condiviso dalla Giunta Comunale numero 237 il 6 novembre 2014. Il progetto ha i seguenti fini: rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze di genere, creare una rete di zone tra pubblico, privato, sociale e volontariato, attivare risorse e interventi distribuiti equamente su tutto il territorio, dotare un linguaggio e una metodologia comune per tutti gli attori coinvolti, massimizzare le risorse attraverso azioni sinergiche.
Si attende l'approvazione da parte degli enti citati per la presentazione del progetto e il coinvolgimento degli attori del sociale. Sullo stesso tema, il Comune di Caore, con nota del 30 agosto 2014, ha aderito al protocollo di intesa proposto dalla Prefettura di Venezia, con l'obiettivo di istituire a livello provinciale presso la Prefettura di Venezia un tavolo interistituzionale di confronto con le problematiche connesse all'intervento del gioco d'azzardo. Caritas e parrocchie. Nel libro di giunta numero 232 del 30 ottobre 2014, l'amministrazione ha inteso continuare il rapporto in essere con la parrocchia di Santo Stefano, fondo della Caritas, per il servizio di distribuzione di derrate alimentari e di vestiario, nonché per interventi di aiuto economico in situazioni di emergenza. Il contributo economico è stato aumentato a euro 5.000 con relativo aumento dei fondi a disposizione del capitolo 1908. In data 20 novembre si è poi tenuto il primo incontro di coordinamento con tutte le parrocchie del territorio. Le attività proposte, anche sulla scorta di alcune iniziative a carattere regionale, sono implementare il sistema di raccolta e distribuzione già esistente, razionalizzare e coordinare i depositi di derrate e materiali con un servizio più mirato alla necessità degli utenti e per evitare l'accumulo di singoli alimenti. Creare un sistema di rete di gestione per tutto il territorio come forma di aiuto ai indigenti, realizzare un sistema di monitoraggio per evitare l'utilizzo di stock da parte degli utenti. Modifica del regolamento per la concessione di contributi. A seguito di provvedimenti da parte del legislatore sono in corso una serie di modifiche ai parametri che sono alla base dell'indicatore della situazione economica equivalente che comporterà la modifica di alcuni regolamenti comunali. Intenzione è verificare la fattibilità di inserire tra i parametri per la concessione di contributi economici anche l'eventuale mutuo contratto per l'acquisto della prima casa. Sono sempre più numerosi infatti i casi in cui i nuclei familiari, a causa della perdita del costo del lavoro, hanno difficoltà a causa delle rate da corrispondere alle banche con il rischio di perdere anche la casa di proprietà. Riferimento delle tariffe per i servizi a domanda individuale. Nonostante l'aumento dei costi di alcuni servizi, la richiesta di aumento da parte dei fornitori si è riuscita a mantenere invariati le tariffe. Attività del Centro Ricreativo Culturale Sandro Pertini. Il Centro Pertini, oltre all'attuazione delle attività istituzionali, costituisce un ottimo punto di osservazione per l'utilizzazione dei casi di emergenza sociale, soprattutto con riferimento agli anziani, ma non solo. Oltre ai citati casi di difficoltà economica e di isolamento sociale, tipico della terza età, si registra infatti un aumento dei casi in cui anziani, da sempre autosufficienti, anche economicamente, entrano in stato di povertà pur di dare aiuto ai figli a loro volta in difficoltà. È essenziale in questi casi intervenire tempestivamente per limitare l'esposizione finanziaria, nella maggior parte dei casi dovuta all'interimento di stili di vita non più sostenibili a causa delle mutate condizioni economiche. Sono poi stati istituiti il progetto Prendersi cura di chi si prende cura, lo sportello per gli amministratori di sostegno. Il primo progetto è rivolto per i nuclei familiari in cui l'assistenza domiciliare effettuata direttamente dai parenti a coloro che sono affetti da malattie degenerative, casi sempre più in aumento, crea situazioni di difficoltà relazionale ed economica. Il progetto prevede il sostegno da parte di una psicologa con attività individuali e di gruppo. Il secondo progetto invece rivolto agli amministratori di sostegno o a chi ne fa richiesta, in cui si è sempre maggiore necessità, visto anche la modifica dell'impianto normativo, per dare loro maggiore assistenza nell'espletamento delle proprie funzioni anche a seguito dello spostamento del tribunale di competenza da Portogruaro a Pordenone. Tali attività vengono svolte in concerto tra i centri Pertini, di cui il volontario è il ringraziamento mio e di tutta l'amministrazione di assistenti sociali. Il centro polifunzionale della Tavapresa è in corso di definizione della procedura per la costituzione di un comitato di gestione del centro polifunzionale. La finalità è di creare un gruppo di volontari che si occupano della gestione e programmazione di attività e iniziative affinché il centro diventi luogo di aggregazione sociale e culturale anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati quali il centro Pertini, causa e l'istituto complessivo, la parrocchia e l'arte. Il tavolo di comunità attiva.
L'attività della tavola di comunità attiva, iniziativa facendo parte dell'accordo di programma con l'ASO numero 10 in attuazione del progetto Giovani, sono state studiate e portate a dimostrazione sia con riferimento all'attività di renovazione di comunità, spazio aperto, rivolto agli studenti, da quest'anno portati anche alla Prensa, oltre che all'istituto comprensivo e alla parrocchia San Stefano, sia la formazione ai genitori con serate previste oltre all'istituto comprensivo anche a San Giorgio di Tenza e oltre la Prensa. La volontà di portare tale attività nelle frazioni è un atto numeroso nei confronti dei ragazzi e dei genitori che non altro nel capoluogo. Il progetto poi si è dato l'opportunità con il rinnovo dell'accordo di programma per un ulteriore triennio come l'approvazione dei consigli comunali. Contrasto alla violenza di genere. In data 11 aprile 2014 è stato sottoscritto dall'amministrazione comunale il documento Strategie condivise per la creazione di una rete territoriale la prevenzione del contrasto della violenza di genere nell'area del Portoghese. Inoltre si è aderita come partner alla richiesta di finanziamento al progetto regionale di donna con comune Sant'Ofilo e San Donato Chiave per aprire uno sportello del 4 mesi a Cava. Residenzialità. Le annose problematiche relative alla residenzialità, ovvero l'elevato valore degli immobili sia nel capoluogo che nelle frazioni, la limitata disponibilità di alloggi ERP a fronte di una richiesta pari a 126 alloggi nel 2013, patrimonio ERP vetusto, problematiche con dei rapporti con altri, si sta dando risposta su più fronti. Attuazione del PAT. La creazione del PAT è un pieno intervento, come riportato dal documento presentato al Consiglio Comunale il 3 luglio 2014, si darà la priorità ai interventi che prevedono di destinare aree e edifici da recuperare all'edilizia convenzionata. Alloggi ERP di proprietà comunale. Tale verifica della disponibilità di alloggi da riattare e delle risorse disponibili per la loro ristrutturazione al fine di poterli assegnare nel rispetto delle normative vigenti con un'attenta analisi degli interventi da eseguire, è stato possibile mettere a disposizione 7 alloggi, oltre a quelli che normalmente si liberano nel corso dell'anno. Tale intervento ha permesso non solo di dare alloggi a ulteriori 7 nuclei familiari che riceveranno a breve degli appartamenti, ma anche di effettuare dei cambi alloggio, diminuendo i casi di utilizzo proprio delle unità per risolvere 3 emergenze abitative. Il quadro di lavori, alcuni dei quali sono in corso di completamento, è al momento pari a circa 117.000 euro. Il programma prevede inoltre nel prossimo biennio, fatto di stabilità per l'intento, la ristrutturazione di ulteriori 6 alloggi e la sistemazione esterna delle alcune palazzine. Le risorse saranno reperite dai fondi vincolati all'edilizia ERP dei bilanci 2013, 2012 e precedenti, ammontanti a circa 337.000 euro. Alloggi ERP di proprietà ATE. È stata avviata una proficua attività con i presidenti e il direttore, oltre ai tecnici dell'ATE, che si è concretizzata negli incontri del 12 febbraio, 8 aprile, 13 maggio 2014 e l'ultimo 16 febbraio 2015. A seguito di questi incontri si è potuto risolvere alcune problematiche più particolari. Soluzione di 2 casi di doppio familiare in difficoltà, reperimento di 3 alloggi attraverso la verifica incrociata di immobili iscritti, oltre ad altri 3 che si sono resi disponibili per un totale di 6 alloggi. Programmazione di una serie di interventi di manutenzione e ristrutturazione con particolare riferimento all'immobile di piazzale Clessidra, sia con riferimento alla centrale termica che all'immobile. Sono poi stati affrontati i temi relativi alla programmazione a medio-lungo termine, tra i quali un nuovo piano di alienazioni, favorito da alcune azioni incentivanti a livello economico, la realizzazione di nuovi alloggi attraverso il recupero e la ristrutturazione di edifici di proprietà comunale, la realizzazione di interventi di social housing attraverso il corso per privato con la creazione delle cosiddette SGR. La precisata l'attività è stata rallentata per una serie di avvicinamenti dei direttori per le nuove difficoltà nei rapporti tra il Consiglio di amministrazione dell'ente e la Regione Veneto. Occupazione. Sul tema del lavoro, oltre alla conferma dell'attività in essere con lo sportello di lavoro, l'amministrazione ha partecipato al bando promosso dalla Regione Veneto che prevede il contributo di cui alla DGR numero 804
di maggio 2014, per progetti di pubblica utilità si prevedono l'impiego degli disoccupati, scovisti e ammortizzatori sociali con trattamenti pensionistici. Il contributo è stato concesso per pari a euro 25.000 con contributo a carico del comune di Caore pari a 8.750 euro per un totale di 33.750 euro che ha garantito l'impiego di 7 persone. Oltre ai costi di lavoro messi a disposizione con l'apertura del mercato ittico, si attendono poi i risultati in termini occupazionali a seguito dell'incentivazione di attività legate al turismo, quali l'agroturismo, l'itturismo e la pesca-turismo, oggetto di una forte campagna di promozione e l'incentivazione attraverso l'azione del GAC del progetto AIME. L'amministrazione comunale ha anche aderito a due convenzioni con il Tribunale di Pordenone per lavori di pubblica utilità che hanno occupato 5 persone e l'affidamento di prove e servizi sociali dato all'autorità a 2 persone. Grazie Assessore, prego consigliere. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta. Sono contento che state lavorando, ma c'è un ma. Io ho una interpellanza che feci a settembre a nome del gruppo, evidenziavo in merito le nuove misure, le nuove attività, le nuove cose che hanno giustificato, secondo voi, la nuova fiducia costruttiva, che alla sua fine impegnava l'amministrazione comunale e la nuova amministrazione comunale, perché dicevate, noi ci siamo presi l'impegno con gli elettori a governare il territorio di Caorle, facendo la responsabilità, l'onore, in una situazione di grande e innegabile difficoltà economica di pochi, no? Dicevate, è impossibile, scusate, è una situazione di così grande e innegabile difficoltà economica per cittadini, famiglie e imprese, sarebbe incomprensibile, scrivevate, per chiunque che la politica di pochi si permettesse di anteporre qualsivoglia questione privata alle reali esigenze della comunità di Caorle. E quindi vi impegnavate a fare una serie di cose, avviare un'efficace politica per affrontare la crisi economica e sociale, avviare un'efficace politica in favore dei giovani, favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e alla trasparenza, valorizzare la cultura, salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio culturale, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa, che a me colpì moltissimo, cioè io pensai all'epoca, dico, caspita, sono arrivati finalmente i salvatori della patria, coloro che riusciranno a Caorle finalmente a dare una svolta alla città. E fu così che noi, pur la mano in cuore, ci mettemmo in opposizione a guardare, ma dopo un anno arriva il momento in cui i conti si devono fare. E di quello che lei ha citato, le 3 pagine del protocollo che lei ha letto oggi, Assessore, francamente di nuovo c'è ben poco, per non dire forse 2, massimo 3 spunti.